Chi emerge? Beh, la Meloni... Bravo, infatti adesso volevo farvi un filo diretto che può essere in qualche modo spiazzante, perché facciamo finta, e non è fantascienza, che c'è nella legge elettorale, nell'Italicum, fanno un emendamento che passa, sai, come quelle premesse di quei film un po' così, un po' quelle commedie un po' irrazionali, e il candidato premier deve essere per forza donna. La Meloni. Tu voti Meloni io l'ho messa nelle possibilità di un cosiddetto centrodestra, io ne ho pensate 5, ma ovviamente è un filo diretto anche molto libero, quindi aggiungetene di verosimili o incredibili a vostro piacimento. Facciamo una riflessione sulle donne. Quelle che avevo pensato io di probabili e improbabili nel centrodestra: c'è sicuramente Giorgia Meloni, c'è Daniela Santanchè. La vorrai mica tener fuori a Daniela, eh? No, sì. Poi c'è Marina Berlusconi, che è il fantasma che aleggia nel mondo del centrodestra. Poi in quota Lega io ho messo una accoppiata bergamasca, Aurora Lussana e Claudia Terzi. Volevi dirmelo prima che c'era l'Aurora Lussana, cioè, tutta la vita anche lei. Cioè. Io diciamo in quota Lega ho messo queste due bergamasche d'assalto, che io vedrei bene in ticket, tipo le elezioni americane, sai che a volte si candidano in cordata. Però ditemi voi, cioè, se ci fosse da votare una donna, chi è una donna che secondo voi potrebbe davvero risollevare questo paese? Ci sono delle donne che in qualche misura possono, secondo voi, sfidare Matteo Renzi, sfidare Beppe Grillo, Berlusconi, per avere la leadership di questo paese? E batterli anche. Ci sono oppure no? E se non ci sono, perché? 02 66 20 35 29. È un argomento ozioso, ma fino a un certo punto, direi lezioso. Pronto? Pronto? Sì, salve, ecco una donna. È un bellissimo argomento. Grazie signora. Prego, io telefono da Bergamo, io dico Sara Fumagalli, la moglie del nostro leghista Castelli. Sara Fumagalli dell'Umanitaria Padana, non vorrei dire una fesseria, ma è proprio lei. Sì, Sara Fumagalli. Ecco, grazie mille. Sara Fumagalli però è un personaggio, diciamo, molto organico al leghismo, che non è emerso sulla scena nazionale, una persona che fa tantissimo per la cooperazione internazionale, quella seria, quella al di là degli slogan e delle pubblicità. La mettiamo agli atti nella nostra terna leghista con Claudia Terzi e Aurora Lussana. Ma al di là di loro tre, che sono quelle un po' che giocano in casa qui su Radio Padania, chi sono secondo voi quelle donne che possono davvero emergere e fare la differenza nel centrodestra? Può essere un nome che voi avete in mente, oppure un profilo, potete dirmi, non lo so, una persona che puntini, esatto, anche senza nome, no? Esatto. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, Gianluigi Augusto. Ciao, Gianluigi. Adesso è un personaggio in politico o anche non in politica? Anche non in politica. Orietta Berti. Perché Orietta Berti? Finché la barca va? Una pulita, onesta e che non si fa corrompere, che vede le cose molto obiettivamente come persona, però Orietta Berti, Meloni. Ma sai che io mi sono... Meloni. Ah, ok, la Meloni. Sì, penso. Seriamente molto... la Meloni. C'ha le palle, mi piace. Un ticket Orietta Berti Meloni. Grazie mille, grazie mille. E Orietta Berti, io non so se scherzava o meno, perché io di Orietta Berti conosco solo, diciamo, il patrimonio musicale. Finché la barca va significa, esatto. Fin quando l'Italia non affonda, lasciala andare. È un po', diciamo, anche un inno del renzismo a insaputa di Orietta Berti, che l'ha scritta quando Renzi aveva ancora i calzoni corti. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, come ti chiami? Sono Santo da Brignano. Ciao Santo. Ascoltami, l'altra Lussana, quella che avevamo in Parlamento, adesso non mi viene il nome. Carolina, bravo. Carolina, ma qui siamo sempre nell'ambito del leghismo ancora più ortodosso, mentre se vogliamo andare in un ambito che le persone conoscono, quale può essere? Le persone che conosco, anch'io la Terzi, direi. La Terzi, va bene, il nostro amico rimane comunque nell'alveo delle donne di Lega, di Lega inossidabile pura. Sì, per fare le cose che vogliamo noi. Ma sì, certo, ma ci mancherebbe, si figuri, cioè questa radio cerca anche di parlare al mondo del leghismo diffuso, ma non è che lasciamo fuori dalla porta l'ortodossia, però non avrebbe senso. Che da noi ci sono le donne proprio toste, infatti tutti i gruppi che vengono dietro di noi o hanno donne toste oppure solitamente sbandano e perdono punti. Intanto abbiamo degli sms. Giancarlo che fa il camionaro da Verona e quindi suona il clacson per noi e propone donna Assunta Almirante.
che insomma ha la sua età, però certamente ha una sua riconoscibilità che va anche oltre il leghismo più ortodosso. Poi abbiamo un amico da Cairo che propone Sonia Viale, mentre abbiamo Ornella che dice la Meloni tutta la vita. Sono, diciamo, queste fin qui le vostre preferenze sulla figura femminile, sulle vita Peron, che può così risollevare le sorti del paese qualora si dovesse dare, insomma, il timone in mano a una donna. Si potrebbe anche fare, però. No, ma infatti, cioè, non capisco, non ci sono donne, non ci sono, l'unica donna è la Boldrini in questo momento nel panorama politico. Una donna. È una donna la Boldrini, sì, abbiamo prove inoppugnabili. Pronto? Ciao, Francesco da Brianza. Ciao Francesco. Ovviamente rimanendo nell'ambiente politico attuale, la Meloni per sempre. Sì. Però io volevo punzecchiare un attimino sulle quote rosa. Vai, punzecchia. Diciamo che le quote rosa, da quando ci sono troppe donne, siamo tutti dei flaccidi a livello politico. Sicuramente a livello, non so, pur cambiando orientamento politico, una Hilde Totti poteva... non ne fanno più, non è più in produzione. E per questo, mancando queste persone, si sono inventate le quote rosa e qui è la rovina di tutto. Grazie mille. Intanto abbiamo Leo da Milano che dice una donna c'è, bella e simpatica, Rosy Bindi. Così ci scrive con una risata. Andiamo a un'altra telefonata, pronto? Buonasera ai presenti, chi ci ascolta. Buonasera, come ti chiami? Un amorevole saluto alle gentilissime padane. Sono Luigi dei Mercati. Ciao Luigi. Allora, intanto le donne Ravetto per la destra e la Bonafè per la sinistra. La Ravetto per la destra. E Bonafè per la sinistra. La che Bonafè. Di tutti in Europa. E poi per quanto riguarda invece l'ipotesi di Mohamed Ali Salvini, detto sultano della Padania. Mohamed Ali Salvini. Scommetto con te, come già scommesso con altri, 50 euro che lui diventerà mai, che va alla radio, 50 euro vanno alla radio, chi perde sì? La radio, che non diventerà mai né sindaco di Milano né presidente del Consiglio. 50 euro. Guarda Luigi, io non scommetto perché non sono abbastanza ricco da scommettere, se no un penny in senso contrario lo scommetterei. Grazie mille, se ci stai su un penny possiamo farlo. Intanto la Ravetto e viene citata per la sinistra il sogno erotico, diciamo, proibito del nostro stagista. È che io ho fatto proprio il debutto con questa grande... Sì. Ma scusate, piccola parentesi rosa, hai ancora questa passione un po' morbosetta per la Simona Bonafè? Mamma mia, sì? Guarda, l'unica di sinistra che seguo. Proprio cioè, in realtà adesso come bellezze canoniche la Moretti non è più bella. Ma non lo so, ma... la Bonafè ha quel non so che. A quel non so che, c'è diciamo. qualcosa che attira. Allora, Simona Bonafè, se ci stai ascoltando, io me ne vado. Chiedi l'amicizia a Lorenzo Astolfi, dagli una possibilità a questo ragazzo. Pronto? Pronto, sono Giulia da Bologna. Ciao caro. Prego? Sì, ciao cara, dicevo. Ciao a te, ciao, sono una ragazzina di 80 anni. Ah. Io opterei per la signora Borgonzoni qui a Bologna, bella tosta. La Lucia Borgonzoni. La Borgonzoni, sì, ogni tanto va a contatto. Auguri a tutti, buona patata. Grazie mille, insomma, prevalgono fin qui ipotesi di area leghista molto molto di stretta osservanza, c'è una certa simpatia per Giorgia Meloni, mi sembra veramente rimossa dal panorama sia Daniela Santanchè, e non me ne stupisco, mi stupisco che Marina Berlusconi proprio non sia in alcun modo, Rossana. Ma queste sono quelle del leghismo più osservato, ma mettiamole lì, ma per carità. Loro hanno già vinto. Loro hanno già vinto la partita del cuore, non del tuo, perché tu preferisci Simona Bonafè, ma questo, vabbè, è un po' di eresia, te la concediamo. Sei anche fin troppo ortodosso come speaker. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao Ivano Turate. Ciao Ivano. Mi sfugge il nome, devi darmi una mano. Provo. La bionda altoatesina della Forza Italia. La Biancofiore. Ecco, ti piace la Biancofiore? Ti sembra una in gamba? Anche con la lingua in gamba, non si fa sottomettere. Grazie mille, non ridere. Intanto ci arriva un SMS di chi rimpiange Matilda di Canossa, ma anche Donatella
che vorrebbe la signorina Trinciabue invece di Matilde Sei Mitica, che è un film, diciamo, di cult per la mia generazione, anche per la tua, Sì, vedi che c'è un ponte. E poi c'è Sandro da Cologno che invece diciamo percorre il filo da commedia sexy che comunque noi stessi abbiamo avallato parlando delle tue fantasie su Simona Bonafè, e Sandro da Cologno invece ha l'idea della Boschi con il baby doll. Ha questa idea un po' così Qualcuno potrebbe anche sbarazzina. sapere com'è. Della Boschi Baby Doll, va bene. Comunque andiamo avanti con le telefonate, magari stando appunto un pochino più sopra dalla linea di galleggiamento di una caserma di bersaglieri ubriachi. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Michele da Brescia. Ciao, Michele. Ho già chiamato alcune volte. Va bene. Prima avevate accennato a qualcosa su Matteo Renzi, uomo, donna, femmina. Scusatemi, ma se parliamo di uomini, toglietelo dagli argomenti della vostra trasmissione, perché Matteo Renzi non è un uomo. No, ma noi infatti Posso stiamo dirlo? cercando una donna per sfidare Matteo Renzi. Chi potrebbe essere? È molto molto dura, la vedo, in Italia. Sì, sono tutte capaci di urlare, di chiacchierare, ma io non vedo niente di consistente a livello femminile, a meno che sia in grado di prendere il posto, per esempio, non so, di un Presidente del Consiglio. Probabilmente c'è, ma di prendere a livello di questo Presidente del Consiglio, che è già una praticamente. Dai, parliamoci chiaro. Ok, è talmente vanitoso, dici, che può rasentare l'essere addirittura donna come stereotipo, ovviamente. Poi abbiamo un amico che non si firma e dice: se fosse ancora viva Oriana Fallaci, avercene, amico mio, grazie al piffero, come si dice in questi casi. Pronto? Sì, pronto. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giorgio. Io volevo dire una cosa. Se passa la legge che vogliamo noi per la legge Merlin, io penso che dovremmo mettere su un bel ministro donna per la prostituzione, e avrei idea di chi potrei metterci, che sarebbe il massimo della gioia, però non posso fare il nome. Bravo, non farlo, perché non è mai bello prendere delle querele. Grazie mille al nostro amico che ha a cuore lo status giuridico di questa radio. Fate come lui. Pronto? Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Rita della provincia di Pavia. Ciao Rita. Io vedo Ivana Spagna, una degna persona. Ivana Spagna, come mai? Col profilo politico ha? Sì. In che modo? Cioè, perché? Perché la vedo una donna che sa veramente vivere che cos'è la vita, capisce. Va bene. Mozione Spagna. Vedo quella donna lì, e poi c'è della politica che c'è già praticamente la Meloni. La Meloni o Ivana Spagna, la Meloni o Orietta Berti. C'è uno strano collegamento inconscio. La Meloni c'è. Tra la musica leggera italiana e Giorgia Meloni nel cuore, nelle teste, nei subconsci dei nostri ascoltatori. Chissà come mai. Pronto? Pronto, sono Alba di Abizzano. Salve Alba. Salve. Allora, prima cosa io vorrei governare la Lega con Salvini. Sì. Punto. Poi il mio governo, sai cosa prevedo? Io per me. Tu ti stai già candidando, Alba. Il mio Alba. Governo, Ti stai già candidando tu? Ecco, allora, io vorrei la Santalché, sì, la Rosa Bindi, sì, la Mussolini, sì, poi Celentano, sì, Obama, e via. Putin, Salvini, sì, Les Genner lì, va bene, anche Les quello Genner. dalla gabbia, sì. Poi c'è un altro giornalista o è un direttore di un giornale. Ma è un governo e una festa di compleanno di Paris Hilton, signora. No, è proprio un governo tosto. Ok, grazie mille. Guardi, grazie. Renzi sbattuto giù completo. Va bene, salutiamo il Premier. Intanto un amico ci scrive: le donne al potere, fateci caso, diventano stronze. Così, maschilismo. Però in realtà una cosa che invece molto spesso sembra è le donne al potere diventano uomini. Questa secondo me è più interessante. Beh, molto spesso perdono di femminilità. Secondo me invece una donna tutto il bene del mondo. Angela Merkel, Margaret Thatcher, vabbè, ho capito. Golda Meir. Ma invece le italiane rimangono sempre così carine, stronzette. Io ho capito che hai il fascino della stronzetta un po' così, un po' supponente. Ho capito. Devi avere un carattere bello forte, perché sennò non mi piace. Bello forte, va bene. Allora, Simona Bonafè, io ricordo a Simona Bonafè. Simona Bonafè, che cosa stai facendo? Ascoltaci e parla con Lorenzo. Cos'è? Ascoltaci, signore. Lorenzo Astolfi, guarda che te la combiniamo la telefonica con Simona Bonafè. Ma anche no. Sì. Pronto? Pronto, ciao Marco. Ciao, come ti chiami?
Ciao, sono Francesco di Arona. Ciao Francesco, come stai? Ciao. Bene, te, tutto a posto? Sì, a casa? Dopo ci vediamo per la birretta allora. Va bene, è andata. Troviamo Castronno, dai. Vuoi dire qualcosa all'universo mondo che ci ascolta? Sì. Allora, le donne, come ho detto lì al governo, diventano stronze, no? Speriamo che non facciano come quando guidano la macchina. Da mettersi le mani nei capelli, la donna al volante. Io non posso dire niente perché guido molto peggio di tutte le donne che conosco, quindi guarda Francesco. Comunque avevo le mie preferenze, se vuoi sentire. Vai. Allora, la prima dell'universo femminile, sinistra metterei la Iervolino. La rivuoi a sinistra? Quella lì è di sinistra. Ma no, ma invece del centrodestra, se questo termine ha ancora un senso. La nipote dell'imperatore. Barbara? Lo stesso cognome, ma no, la Mussolini, la nipote di la Mussolini, ti piace un po' il potere, un po' da vaiassa, un po' da che fa la mossa, che ti scuote. Un po' di plastica. E poi c'è la terza scelta, che però lì non so neanche dove mettere, è il Vladimir Luxuria. Luxuria noi la mettiamo a sinistra, questo come ma in che gender la metti? Vabbè, nel gender che vuole lui, tanto nel 2015 non ci sono più di questi problemi. Grazie mille Francesco. Figurati, ciao Marco. Un caro saluto. Ciao. Allora, SMS che arrivano, perché quando si parla di queste cose leziose arrivate in massa. No, sono contento, vi prendo in giro ma sono contento. Carlo dice: se fossi donna sinceramente mi girerebbero le scatole ad essere prese in considerazione grazie a delle quote imposte piuttosto che per il mio valore, e mi stupisco che le femministe non abbiano mai detto niente a riguardo. Poi Gian da Brescia vorrebbe una mamma di Baltimora al governo in Italia, la mamma che ha menato il figlio che partecipava al saccheggio della città di Baltimora, i tumulti che sono successi dopo l'uccisione di un nero da parte di un poliziotto americano. Adesso non ho approfondito la vicenda. Antonella dice: mi stanno sulle palle tutte le donne che Renzi manda in TV, sono aggressive e maleducate con quelle voci fastidiose, caro Lorenzo Astolfi, che non si possono sentire. Sono una donna anch'io, ma quelle le farei stare a casa magari con un burka sulla testa, quella vocina fastidiosa che ti piace tanto. Lore? Non tutte ce l'hanno fastidiosa. Non tutte ce l'hanno fastidiosa. Simo ti lovo. No, non è vero. No, non è... Ma senti, ma una volta tra lei e la Lega, sempre l'amore per la Lega. Tanto lei è a Strasburgo. Ma meno male. La prima volta che Matteo Salvini deve andare a Strasburgo, io ti mando come inviato. No. E lì si fa Strangers in the Night a Strasburgo. Abbiamo delle telefonate ancora? Pronto? Sì, pronto. Sì, ciao. Non mi Come è ti chiami? piaciuta tanto la definizione che ha fatto il tuo amico col quale berrai la birretta. Sì. Poca considerazione per le donne. Ascolta, dimmi. No, allora io prima la Lussana, sì, poi la Meloni, sì, e poi la Sardone. La Sardone, ti piace la Sardone? È veramente in gamba, è giovane, ma è giovane anche il nostro presidente, potrebbe essere migliore lei. La Sardone che entra nella nostra così. Sai chi è? Sì, l'abbiamo anche sentita per radio qualche puntata fa. Grazie. Prego. Grazie mille. Stefano da Induno che salutiamo, Aurora Lussana è la vera anti-Renzi secondo lui, Raffaella da Nova Milanese invece vuole Ida Magli e poi abbiamo Simone che dice: per un paese ormai andato a puttane non resta che rimettere in Parlamento Cicciolina. Poi abbiamo Milli Moratti proposta da un Anonymous, e avanti con l'ultima telefonata, abbiamo proprio un minuto prima di andare alla pubblicità e al GR, sentiamola. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Stefano dalla Brianza, cioè sono a Verga, faccio pedalare per lavoro. Sarò conciso: Letizia Moratti, punto e basta. Quando c'era l'ex sindaco di Milano tutta sta gente semafori non c'era, e quando il metro arrivava in orario. Quando era lei ministro dell'istruzione tutti che rompevano i coglioni, ma alla fine erano tutti contenti, andava tutto bene. Oltretutto, se vogliamo dirla tutta, grazie a lei abbiamo preso l'Expo, grazie a lei abbiamo fatto tutto quanto, poi sono arrivati 4 cani sciolti e hanno rovinato tutto. Se c'era lei i lavori erano finiti in anticipo, nessuno sgravava grano, andava tutto bene. Grazie mille, quindi anche diciamo della nostalgia per Letizia Moratti nel nostro Pantheon
femminile che abbiamo così sondato grazie al compleanno di Evita Peron, che è proprio nata il 7 maggio nel suo caso 1919, e con Evita Peron e Letizia Moratti, insomma con diciamo due figure che la storia inspiegabilmente tratta in modo diverso, ma insomma poi i secoli daranno ragione a entrambe. Noi andiamo verso la pubblicità, verso il giornale radio e poi ancora Rebelotto. Ci occuperemo di elezioni inglesi, perché sì, gli inglesi stanno votando per il loro premier e quindi ci guarderemo dentro, e poi ci occuperemo di pensioni e flat tax con Armando Siri, quindi non perdetevi questa puntata di Rebelotto e non perdetevi soprattutto il giornale radio che ci riporta all'attualità dei fatti. Dal Marco Pinti e da Lorenzo Astolfi, a tra pochi minuti. Entra anche tu